Audio Jungle. Audio Jungle. Ecco lo scenario sconsueto, fantastico nel quale si muove il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia per noi rappresenta una grande vetrina, una grande scommessa per dare alla Sardegna un'idea di sviluppo sicuramente sostenibile che ci piace. Ci interessa che la nostra gente sia contenta di un evento, ma ci interessa anche che il mondo ci guardi, perché non sempre si sa dove è la Sardegna e magari adesso lo sapranno un po' di più e tutto questo ci porta visibilità, io credo tendenzialmente lavoro e ottimismo. Me gusta mucho los sitios que he ido, aunque llevo 3 días solo aquí. Nice people, very good food and good weather, of course. So we decided to go there to the sun. Crediamo che l'applicazione delle regole sportive al mondo dei bambini, al mondo dei ragazzi, al mondo dei giovani, ma in generale al mondo dell'essere umano siano fondamentali, perché lo sport è quello che ci insegna le regole sane. Il ciclista è quello che percepisce cosa sta accadendo e deve essere però anche in grado di trasmettere queste sensazioni all'allenatore in maniera tale da poter ottimizzare il modello di allenamento. Bisogna imparare che lo sport è sacrificio, che nulla è gratuito, bisogna fare delle rinunce, bisogna crederci, bisogna impegnarsi. Lo sport è uno strumento di aggregazione, di inclusione sociale, è uno strumento attraverso il quale ogni atleta ha la possibilità di mettersi in gioco, quindi di superare i propri limiti. Era un'edizione molto importante del Giro, Caminera se l'ha seguito in maniera davvero ottima. Sono loro a venire da voi e loro vi ascoltano e vi danno i servizi. C'è un gran bisogno di persone preparate che possano, come dire, suggerire cammini, soluzioni, svolte. Sembrava una cosa impossibile per un ente organizzare un evento di tale portata, ed è stato possibile grazie a uno staff straordinario, alla collaborazione di tutti, e direi che abbiamo dato forse un piccolo ulteriore segnale di positività e di ascolto e di attenzione al cittadino, che almeno oggi nel pubblico è stato decisamente gradito.